Matera è la terza volta, è l'ultima trasferta che abbiamo in Calabria, poi ci togliamo questo onere di andare in Calabria e cominciamo con la Campania. Una folla commossa di amici, di colleghi, di rappresentanti delle istituzioni locali e del mondo dello sport ha tributato nel pomeriggio nella chiesa di San Vincenzo de Paoli al Borgo La Martella l'ultimo saluto a Renato Carpentieri, redattore del quotidiano della Basilicata, prematuramente e improvvisamente scomparso ieri a Matera all'età di 55 anni. Tutti si sono stretti attorno ai suoi cari, alla moglie Fulvia ed ai figli Carmine, Daniele e Annalisa, e di Renato hanno voluto ricordare il grande cuore, la sua enorme disponibilità e semplicità. La sua scomparsa lascia sgomenti e increduli, ora guarda tutti dall'alto con il suo sorriso aperto e cordiale, in attesa di vederci lassù, una speranza dettata dalla fede che si fa largo nel mare di dolore. L'amico Renato amava raccontare quotidianamente il calcio materano e lo faceva con coinvolgente passione. Membro nel rinnovato consiglio direttivo dell'Ussi di Basilicata, in passato ha ricoperto anche la carica di consigliere nazionale dell'Unione Stampa Sportiva Italiana. Numerosi messaggi di cordoglio giunti dal mondo dello sport e delle istituzioni, tutti tesi a sottolineare la sua umiltà e lealtà. Molto noto nella sua regione e nel mondo della stampa sportiva, ha sottolineato il segretario nazionale della Federazione della Stampa Italiana Franco Siddi, ha sempre vissuto la professione con lealtà e con la passione del testimone dei fatti, sensibile al destino delle persone e di ogni protagonista degli eventi. Renato lo ricordiamo anche nei nostri studi, durante le dirette della domenica programmate per seguire l'andamento della squadra biancazzurra e quando con la nostra redazione ha collaborato per il settimanale Matera Sport News, trasmetteva costantemente grande carica di energia e simpatia, la stessa che ora sarà difficile ritrovare. La redazione e lo staff editoriale e dirigenziale di TRM Network si associano e condividono il dolore per questa perdita improvvisa. Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze. Ciao Renato.